Si parla ancora dell'ex caserma Castor, scopriamo se ci sono novità con l'assessore ai lavori pubblici di Taglio Veneto Luca De Luca, che è collegato con noi assieme a Rosario Padovano. Agevoliamo dunque il collegamento audio e video. Grazie, prendiamo la linea dal Veneto, parliamo di ex caserma Castor con Luca De Luca, assessore all'ambiente e ai lavori pubblici del comune di Taglio Veneto. C'è la possibilità, da quello che abbiamo letto e saputo in questi giorni, di poter acquisire il territorio dell'ex caserma Castor per poi riqualificarla anche a costo gratuito, o sbaglio? Sì, questa è una novità che è emersa durante i lavori parlamentari con la lettura delle varie norme relative al federalismo fiscale. Il Parlamento sta valutando questa possibilità e chiaramente per il comune di Taglio Veneto, il piccolo comune della provincia di Venezia, avere un'area di questo genere dove l'importo previsto si aggira all'incirca sugli 800.000 euro, che arrivano anche a 1 milione poi con le piccole opere di bonifica, sarebbe una soluzione, diciamo così, ottimale per ottenere quest'area. L'area, che ormai è conosciuta per la sua valenza, diciamo così, anche ambientale, perché è un ex caserma, ma di fatto sono 22 ettari di terreni rinaturalizzati. Chiaramente l'amministrazione è molto preoccupata ed è molto attiva per la ricerca di questi tipi di finanziamenti, al di là di quello che avverrà poi con la legge parlamentare. Ci sono dei bandi regionali, c'è la provincia che ha dato la disponibilità a contribuire, però l'amministrazione chiaramente ha delle problematiche. Come vorreste riqualificare l'ex caserma Castor, l'area di questa ex caserma ricca di verde anche? Sì, questa è un'area molto importante, diciamo così che la prima caratteristica che noi vorremmo rispettare è proprio quella dello sviluppo turistico ambientale, turistico ricettivo di quest'area, mantenendone quanto più possibile la natura attuale, quindi verde, chiamiamola così. C'è un dubbio, il dubbio è questo: se il costo dell'area dovesse essere, diciamo così, interamente sostenuto dalla comunità, è chiaro che le possibilità di investimento sarebbero molto basse, certo, e quindi la ricerca di soluzioni dovrebbe spaziare. Soluzioni alternative. Ringraziamo dunque Luca De Luca, linea alla redazione centrale.